Bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Panarotta, sopra Levico Terme, nella parte più occidentale dei Lagorai. Saliremo in cima al Monte Fravort, attraverso quello che è chiamato il Sentiero del Re Fravort. Si chiama così per via di una leggenda, di cui vi parleremo lungo il percorso. La leggenda del re Fravort narra di questo re che aveva 3 figli maschi. Si chiamavano Cupro, il rame, Sidero, il ferro, e Cobaldo, l'arsenico. Esistono diverse versioni di questa leggenda, in alcune delle quali compare anche una figlia di nome Ocra. A un certo punto della loro vita, i 3 figli del re Fravort iniziarono a girare per il mondo e a portare le loro conoscenze. Ad esempio, Sidero insegnò alle popolazioni come costruire utensili in ferro. Ma ad un certo punto venne fuori il loro lato negativo. Ad esempio, Cobaldo non fece solo pozioni guaritrici, ma anche veleni mortali. E anche Sidero fece costruire armi da guerra. A un certo punto il re Fravort era disperato a causa del comportamento dei suoi 3 figli e chiese aiuto agli dei perché venissero puniti. E gli dei accontentarono il re Fravort. Perché imprigionarono i 3 fratelli sotto le rocce qui in cima al Fravort. E sembra che in qualche altra versione della leggenda anche la figlia Ocra abbia combinato qualcosa e sia stata imprigionata anche lei, solo un po' più in basso. E da allora i figli hanno cominciato a piangere e le loro lacrime hanno formato le acque termali di Vetriolo e Levico.